Sono 4 i comuni che andranno al voto la prossima primavera nelle nostre province e sono quelli di Porto Empedocle, Canicattì, Montevago e Favara. La conferma è arrivata anche dal neoassessore agli enti locali, l'agrigentino Marco Zambuto, nel corso di un incontro avuto sabato all'Hotel della Valle di Agrigento. L'assessore ha dichiarato che si andrà a voto per la prossima primavera, a meno che non ci siano peggioramenti per la pandemia dovuta al Covid-19. La città di Favara, comune popoloso che ha visto alle ultime elezioni essere roccaforte del Movimento 5 Stelle con la vittoria del sindaco Anno Alba con una percentuale del 73%, la quale non riconfermerebbe la sua candidatura per un eventuale bis. Intanto si prefigurerebbe un'alleanza PD, magari emulando l'attuale legame con le liste a Roma nel governo del paese, quindi PD 5 Stelle. Ma c'è chi, come il partito di Berlusconi, ambisce una conquista della città che fu di Chiaromonte, con una coalizione larga di centrodestra, tra i nomi papabili anche quello del professor Giuseppe Arnone. Noi stiamo lavorando intanto per avere un partito coeso e unito con un progetto politico da proporre ai nostri alleati. I nostri alleati sono i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia diventerà bellissima e l'UDC, tutti quegli esponenti degli autonomisti che si rivedono nelle posizioni delle recenti elezioni amministrative di Agrigento, e stiamo lavorando per unificare un tavolo aperto ai movimenti, a tutte le associazioni che vogliono dare un contributo per la città di Favara. Noi abbiamo un progetto politico come Forza Italia da proporre agli alleati, ma soprattutto da proporre alla città. Per noi è importante recuperare i servizi comunali, recuperare la possibilità che il Comune abbia una grande autonomia impositiva per sviscerare tutte quelle che sono le condizioni di un recupero anche economico e strutturale del Comune. I servizi vanno strutturati con il recupero delle tasse, ma soprattutto rilanciando tutte le attività che si pongono a livello sociale, quali i servizi di rete per gli anziani, per i diversamente abili, il recupero dell'associazionismo come valore aggiunto per supportare l'amministrazione comunale. Noi siamo convinti che possiamo dare un nuovo progetto per la città, ma soprattutto una capacità di restituire una dignità amministrativa. L'ordinaria amministrazione può essere una rivoluzione, perché in questi anni purtroppo il Comune è stato disorganizzato, disamministrato e ha avuto veramente delle grandi difficoltà di dare dei servizi essenziali per i cittadini. Potrebbe esserci un suo impegno fattivo alla candidatura di primo cittadino, d'altronde lei ha tutte le carte in regola per farlo. Stamattina, appunto, salutando la nomina dell'onorevole Margherita Roccarugolo quale segretaria provinciale del partito, si è posto l'accento su questa cosa. Noi siamo pronti a dare un contributo fattivo e a mettere sul tavolo degli alleati, così come ha detto l'onorevole Gianfranco Miccichè, una candidatura autorevole e forte di Forza Italia sul tavolo delle trattative.